Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Come gruppo Lega anche noi ci associamo ovviamente alla solidarietà, alla vicinanza nei confronti delle forze dell'ordine, che anche poi il testo è scritto anche nel testo della mozione, del documento che abbiamo presentato come maggioranza, e condanniamo ovviamente tutte le violenze che ci sono state a Torino e tutte le violenze che ci sono in tutte le manifestazioni. Penso che il dibattito di oggi sia un dibattito molto condizionato dal fatto che nelle prossime ore il governo metterà in campo il famoso pacchetto sicurezza con un decreto legge, un disegno di legge e quello che sarà. Ed è un peccato che questa situazione abbia impedito di fare invece un dibattito più profondo e soprattutto di cercare di comprendere le ragioni di quello che è accaduto. E invece, come sempre, le opposte tifoserie, ognuno coi propri cori, alla fine ha portato gli elementi che voleva portare. A tal proposito, io spero e mi auguro che ci sia un altro dibattito simile, di cui ci faremo portavoci nella prossima conferenza di capigruppo, dove, passato la questione del decreto sicurezza, così non ci sono problematiche particolari che possano chissà cosa mettere in imbarazzo l'opposizione, si possa invece cercare di capire cosa sta succedendo e quali sono i pericoli che dobbiamo affrontare. Perché quello che mi ha sconvolto, lo dico in prima persona del discorso del ministro Piantedosi, è quando c'è un riferimento chiaro al fatto che l'iniziativa del 31 gennaio scorso era stata preceduta e preannunziata lo scorso 17 gennaio da un'assemblea nazionale indetta da Askatasuna presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle varie anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento Notav e ai gruppi ambientalisti rappresentati dalla CGIL e del Partito di Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica. Questo è un elemento sul quale non possiamo essere tutti indifferenti. Io capisco bene, ci manca solo che sia convinto che qua così tra di voi ci sia qualcuno che non condanna le violenze o che era lì che era contento e felice di vedere certe scene ignobili o che stia dalla parte dei violenti o che voglia fare complicità o dare complicità a questi violenti, ma ci mancherebbe altro. Non abbiamo nessuna intenzione di fare strumentalizzazioni, però qui c'è alla base di un'organizzazione che poi riporta sempre il ministro nella sua informativa, che ringrazio perché ci ha chiarito di elementi ovviamente che sono forniti, immagino dalla Digos e da chi fa questo tipo di attività investigativa, che il corteo avrebbe costituito una resa dei conti con lo Stato democratico. Allora qui il problema è: come è possibile che ci sia un'assemblea con anche presenti delle forze politiche, con presenti anche delle forze sindacali, dove l'obiettivo principale resta la sfida e la resa dei conti con lo Stato democratico? Cioè non possiamo far finta di nulla di queste situazioni. Così come non possiamo far finta di niente rispetto a chi sta indagando sui Notav da anni. Io non me la prendo con i magistrati, ce ne sono tanti che hanno fatto indagini. Ho letto anche delle interviste in questi giorni che hanno messo in evidenza, dove hanno fatto indagini approfondite, hanno studiato il fenomeno, no? Molto diverso rispetto magari ad altre questioni di altri centri sociali in Italia. Il problema Notav, cosa si insinuava dentro lì, e addirittura alcuni magistrati hanno verificato che c'erano degli elementi che portavano sì ad un qualcosa che riguardava requisiti del fenomeno terrorista. Questo è il punto. E a domanda fatta da alcuni giornalisti perché a seguito di queste indagini poi la maggior parte vengono assolti, prescritti o condannati con poche pene. Perché? Perché purtroppo c'è una sorta
di indulgenza, di perdono, perché sono antisistema, perché alla fine non si può condannare chi comunque va contro il sistema, perché sennò la democrazia non viene giustamente viene messa in pericolo. Ma signori, ci sono delle regole, dei paletti precisi. Il dissenso non può essere manifestato attraverso una sfida alle istituzioni democratiche e ad un'aggressione, ad una guerriglia urbana, a preparativi e organizzazioni di carattere terroristico. Questa indulgenza deve finire. E se tutti noi non facciamo un ragionamento politico che va in questa direzione, sarà molto difficile e rischiamo di sottovalutare questo fenomeno come furono sottovalutate negli anni 70 le Brigate Rosse. Bisogna stare attenti, capire subito, intervenire, anche perché su questo, Ministro, è un invito che noi facciamo. Spesso questi personaggi sono schedati, conosciuti, hanno dossier di ogni tipo, bisogna riuscire a trovare il modo di intervenire prima che agiscano. Questo è quello che bisogna fare, senza avere timore, con tutte le conseguenze che ci possono essere, ma è necessario prendere questi elementi, che sono elementi anarchico-insurrezionalisti molto pericolosi, e fermarli. Se no, altrimenti assistiamo sempre a queste manifestazioni, alla devastazione delle città, all'aggressione delle forze dell'ordine, allo sdegno popolare, e poi dopo pochi giorni, finito il dibattito politico, ci si dimentica e tutto finisce come sempre in Italia a tarallucci e vino. No, non possiamo fare questo. Dopo quello che è successo, con i pericoli che si mettono in campo, soprattutto anche questa saldatura, state attenti, questa saldatura tra frange estremiste e un certo islamismo radicale. Non chiudiamo gli occhi come sempre, perché non dobbiamo spaventare, facciamo finta che non esista, nascondiamoci, mettiamo la testa sotto la sabbia, perché quando c'è in mezzo l'Islam bisogna stare tutti assolutamente lì, guai a toccare. No, questo è un pericolo ed è un problema grossissimo, a meno che, ripeto, perché l'ordine democratico rischia di saltare. E io penso che nessuno qui abbia voglia di ribaltare completamente, o che qualcuno voglia veramente ottenere quell'obiettivo, sovvertire l'ordine democratico del nostro paese. Pertanto non si deve sottovalutare nulla, sbagliato strumentalizzare. Io non penso, ripeto, ribadisco che ci sia nessuna complicità, ma grande attenzione a non sottovalutare certi fenomeni. Questo è quello che la Lega pone al centro del dibattito di oggi. Quindi grazie al Ministro che ci ha reso edotti di questo grosso pericolo che rischia di alimentarsi e di crescere col passare del tempo. L'altra questione più politica è questo clima di continua delegittimazione che c'è nei confronti delle forze dell'ordine. Ormai è da quando ero ragazzino che questa delegittimazione è sempre di più cresciuta. Sapete qual è l'obiettivo di questa delegittimazione? Qual è il risultato vero? Che a un certo punto, se voi andate nelle stazioni, andate nelle zone più a rischio, i malviventi, i delinquenti si prendono in giro, si prendono beffa delle forze dell'ordine, che spesso, perché li fermano, sono obbligati a intervenire in 10-15 con una persona che li tiene sotto scacco. Ed è clamoroso e vergognoso che questo succeda, con l'idea poi che passa tra i criminali, ma che passa anche nella gente normale, che alla fine un delinquente che aggredisce un poliziotto, alla fine la fa franca. Un poliziotto invece che aggredisce il delinquente finisce sotto inchiesta. Scusate. Ma come si fa a non capire che delegittimare le forze dell'ordine significa arrivare a questo obiettivo? Significa non essere più in grado di garantire la sicurezza dei nostri cittadini. E se non garantiamo la sicurezza dei nostri cittadini, allora l'ordine democratico è in pericolo, e lì sì che si rischia poi di andare verso dittature di un certo tipo. Altro che pericolo fascista!
Noi dobbiamo scongiurare le dittature e per farlo dobbiamo garantire che la legge venga rispettata, e chi deve far rispettare la legge deve essere il legittimato, non delegittimato. Questo è il compito di tutti noi. Ma cosa vuol dire? Signori, io sto col poliziotto, io sto col malvivente, ma di cosa stiamo parlando? Tutti siamo e dovremmo essere con le forze dell'ordine, tutti quanti, e dovremmo gridarlo a gran voce, senza paura e senza timore. Basta con sto pericolo fascista che resta nella storia e che ci ha rotto le scatole. Siamo stufi di questo disco rotto. Impegniamoci veramente per le cose giuste, per dare la sicurezza ai nostri cittadini. Ecco, queste discussioni, scusate... Si avvia alla conclusione, grazie. Queste discussioni in modo, poi mi sono anch'io un po' animato, è normale che sia così, fa parte anche del mio carattere, ma questa discussione in modo pacato, con un confronto serio, è necessario fare in una seduta dove non si parla di pacchetto sicurezza, ma si parla di questo tema, perché è in ballo il futuro dell'Italia. Chiunque la possa o la debba governare. Grazie. Grazie. Qui Parlamento.